pure con poco e niente siamo gente contenta. Ciro, cosa vorresti dire ai ragazzi che vogliono allontanarsi dall'Italia, andare all'estero? Qual è il tuo messaggio? Tu sei impegnato nel sociale, sarebbe bello sentire anche la tua in questo senso. Quello che vorrei dire veramente non lo dico perché vorrei tanto che le cose cambiassero. Lo dico in questo verso, in questi versi lo dico chiaramente: il mucca di mussale è la rabbia, no? Ma dinte sacco sole, voglio dire, sì. Il sole non si mangia. L'Ucci di mare abbiamo non solamente come mare, abbiamo tantissimo, abbiamo un patrimonio un mare inestimabile. Un patrimonio immenso, inestimabile. Prima parlavamo addirittura anche, voglio dire, non solamente a Napoli, parlavamo del litorale Domizio, no? Che è un'estensione di spiagge di chilometri e chilometri, di 50-60 chilometri, credo, e non sono valorizzati. Poi a Napoli in questo pezzo dico pure, tenemmo troppe cose e campammo all'acqua e rose. 4 giornate non sono serviute a niente, si sta nottata ancora da passare, come diceva Edoardo. Io credo che questa nottata non è passata ancora, ci vuole qualcuno che faccia passare questa nottata, che valorizzi bene quello che abbiamo, e così mandiamo via questo sale che abbiamo in bocca, nelle tasche non avremo più solamente sole, ma avremo qualcosa di più sostanzioso. E gli occhi di mare vanno bene, pieni di mare, perché noi qui vediamo solamente cose belle, al di là dei panorami abbiamo delle risorse culturali, architettoniche, storiche, abbiamo tanto di quello che c'è, no, nella nostra città di Napoli, che a volte non conosco nemmeno. Io scopro sempre cose nuove, cose bellissime, nuove, che non conoscevo ancora. Io vorrei tanto che il mondo conoscesse Napoli in un modo veramente per com'è, per come sono veramente i napoletani, quelli veri, la napoletanità. Scusami che ti interrompo, perché a questo ci tengo veramente. La napoletanità, vorrei dire al mondo, all'Italia, al mondo, per capire qual è la napoletanità. Guardate un film, Così parlò Bellavista di De Crescenzi. In quel film, io invito tutti quanti a vedere quel film. In quel film è racchiusa la vera napoletanità. De Crescenzi in quel film veramente ha espresso il massimo che un napoletano potesse esprimere. Poi i film di Massimo Troisi, Edoardo De Filippo, Peppino, Totò, quella è Napoli, non quella che continuano ad esportare ogni giorno, perché forse fa più folklore, fa più oleografia, fa più cronaca. In tanti salotti televisivi passano delle cose che forse con Napoli non ci azzeccano proprio niente. Io invito tutti quelli che non conoscono ancora, una cosa difficile, a venire a vedere le bellezze che abbiamo, a vedere delle risorse culturali che abbiamo veramente abbandonato. Alcune cose sono così. Io spero tanto che qui venga qualcuno che valorizzi tutte queste cose e che i giovani non avranno più bisogno del consiglio che oggi veramente gli vorrei dare, perché lontano da noi ci sono delle risorse lavorative. Ciro, in pratica dobbiamo, questo anche grazie al tuo aiuto nelle scuole, no? Come dicevamo prima, imparare a riscoprirla noi stessi, e a valorizzarla da napoletani, e a riscoprirla e a impararla nuovamente noi, per poi parlarne all'estero e ad avere le idee più chiare, perché oggi si sta appunto anche perdendo, no? Sì, io dico si stanno perdendo tante cose. Appunto, a trattarla anche bene, perché molte volte siamo proprio noi napoletani che non la trattiamo bene Napoli. Proprio gli stessi napoletani non trattano bene Napoli, nonostante sì. no, io penso proprio questo, che Napoli ha bisogno di essere valorizzata in quelle cose che, sì, i panorami, tutti qua Napoli è piena di turisti, perché ci sono delle cose che, voglio dire, non ci sono in altri posti del mondo, però dobbiamo valorizzare delle cose affinché siano risorse lavorative, proprio lavorative. Qua si deve campare solamente di turismo a Napoli, potremmo campare solamente di turismo, ma non è solamente l'affluenza di gente che arriva, passa e se ne va, no. Un turismo, voglio dire, che si devono scoprire risorse lavorative. Napoli, voglio dire, noi siamo stati
non voglio dire derubati, defraudati un secolo e mezzo fa di quello che avevamo, ma quasi. Dobbiamo rivalorizzare un po' queste risorse lavorative che ci sono, turistiche specialmente. Riscoprirle e rivalutarle, assolutamente.